Telespettatori di Sesta Rete, ben ritrovati come al solito per l'appuntamento di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, l'appuntamento con i risultati, le classifiche, i commenti, gli ospiti sul calcio dilettantistico siciliano, il solito appuntamento della domenica sera alle 19 in diretta su Sesta Rete di Catania, in replica nella tarda serata sempre sul canale 215 di Sesta Rete e di replica anche domani mattina intorno alle 7:30 e poi chiaramente anche nella giornata del lunedì nelle numerosissime televisioni che ripetono il segnale in tutta la Sicilia. Più tardi vi comunicheremo anche appunto le emittenti che trasmettono la nostra trasmissione. Subito un saluto alla nostra penaltina Lorena Finocchiaro. Buonasera e buona domenica a tutti. Che non è una velina ma una penaltina. Potrei anche diventarlo. Potrebbe sembrare più da velina, però per l'occasione ci sta bene. Per l'occasione, per penalty ci sta. Benissimo. Salutiamo in postazione, abbiamo il nostro Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo. Buonasera a te Ettore e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Partiamo come da tradizione dando i riferimenti. Il nostro sito internet è www.programmapenalty.it, la nostra pagina Facebook è Programma Penalty e il nostro indirizzo di posta elettronica è info@programmapenalty.it. Per questa prima parte, come al solito, spazio dedicato interamente al campionato di interregionale e al campionato di eccellenze. Abbiamo due ospiti importanti, due ospiti che andiamo subito a presentare. Carlo Breve, attualmente comunque senza panchina, ma vige la tradizione che chi viene a penalty puntualmente dopo qualche settimana trova sistemazione. Non so se per te è una cosa positiva o negativa, perché mi hai detto che forse a questo punto sarebbe ideale quasi fermarsi almeno per la stagione in corso. Che dici? Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per l'invito, piacere di essere qui. Diciamo in questo momento sono molto sereno, che ho la mia professionalità in questo momento sicuramente non si addice a quello che il mondo del calcio dilettantistico in questo momento sta esprimendo. In una situazione quasi drammatica, diciamo. No, diciamo drammatica, non quasi, un momento veramente difficile, e quindi se ci fosse un progetto e una società importante che punterebbe su di me, significa che se ne può parlare. Ecco. Perfetto, insieme a Carlo Breve, Marco Coppa che ritorna perché il suo mister bianco tra alti e bassi sta in una posizione di mezzo nel girone B del campionato di eccellenza, pareggio questa settimana, avete giocato sabato, però insomma un pareggio che, come mi hai detto tu, insomma vi sta un po' stretto, ma lo prendete lo stesso per muovere la classifica. Ci sta un po' stretto perché sì, c'è stata tanta sfortuna, ma comunque non è stata una delle nostre migliori partite disputate. L'importante è non avere perso, perché in queste grandi muoviamo la classifica, non ce lamentiamo. L'importante è fare punti per muovere, come dici bene tu, la classifica. Assolutamente sì. Benissimo, allora a questo punto se non sbaglio ci dobbiamo fermare perché abbiamo la prima pausa e poi subito con le classifiche inerenti al campionato ci fermiamo, e guardiamo il primo sponsor di penalty e torniamo tra pochissimo. Risultati e classifica della 19ª giornata del campionato di Serie D. A te Lorena. Sì, a Cosenza batte Acireale 2-1. A Licata Agropoli 2-0. A Lamezia Terme San Biase Città di Messina 1-2. A Vallo della Lucania Gelbison Comprensorio Montalto 1-1. A Vibo Valencia, Vibonese, Comprensorio Normanno 0-0. A Ragusa batte Nissa 1-0. A Messina Noto 2-0. A Cava dei Tirreni, Cavese Ribera sospesa e a Palazzolo Creide, Palazzolo Savoia 1-1. In classifica abbiamo ancora una volta la squadra messinese in vetta, ma questo il quadro completo, come al solito ce lo legge Lorena. Prima in classifica troviamo Messina con 44 punti, segue Cosenza 41, Gelbison 35 punti, Comprensorio Montalto e Città di Messina 31, Licata e Savoia 30 punti, Ribera e Ragusa 28, Vibonese 27 punti, Comprensorio Normanno 26, Agropoli 23, San Biase e Palazzolo 20, Cavese 18,
Acireale 11 punti, Noto 8, ultima in classifica ancora Nissa con 7 punti. Ricordiamo Cavese e Ribera una partita in meno, Nissa 1 punto di penalizzazione e Noto 3 punti di penalizzazione. Si giocherà domenica prossima il 20° turno, domenica 20 gennaio 2013, questi gli incontri in cartello: Agropoli-Messina, Comprensorio Normanno-Gelbison, Ribera-Licata, Noto-Cosenza, Città di Messina-Cavese, Aciriale-Ragusa, Comprensorio Montalto-San Biase, Nissa-Savoia ed infine Palazzolo-Vibonese. Carmelo, allora, avevamo anticipato che la partita della Ciriale probabilmente sarebbe stata quasi proibitiva, il Cosenza continua a vincere, ma il Messina non si ferma. Messina non si ferma, oggi non ha brillato tantissimo la formazione di Catalano, però ha avuto l'abilità comunque di segnare i due gol che poi le hanno consentito di vincere nel primo tempo, con Giorgio Corona, 7° gol nelle ultime 8 partite, e poi con Beppe Savonarola. Le cronache parlano di un gol bellissimo. Poi il Noto ha tenuto il campo nella ripresa, ma ormai la gara era già decisa. Mantiene così inalterato il vantaggio sul Cosenza, che oggi ha vinto non senza soffrire con la Cireale. Anche in questo caso il Cosenza nella prima mezz'ora di fatto aveva già chiuso la partita, la Cireale è entrato in campo contratto, poi la formazione Granata di Marra è venuta fuori accorciando le distanze ad inizio ripresa con Rabbeni, e tra l'altro i Granata hanno avuto anche le loro occasioni per pareggiare. Beh, probabilmente non passa da là la salvezza, no, della Ciriale. Assolutamente. Invece un punto importante lo ha ottenuto il Paternò di Pippo Strano sul campo della Vibonese, una 0-0 che consente alla formazione rosso-azzurra di aumentare il proprio vantaggio, di portare da 5 a 6 punti il proprio vantaggio sulla zona calda della classifica. E tra l'altro invece oggi va sottolineato, Ettore, il ritorno in zona playoff del Città di Messina, che espugna la Mezzia Terme grazie ai gol di D'Angelo e di Citro e aggancia il 5° posto. Tra l'altro, mister, breve, lei il campionato lo conosce benissimo, il campionato di Serie D, abbiamo già superato il giro di Boa. Qual è la sua opinione complessiva su questo girone, anche sotto l'aspetto del livello tecnico? A livello tecnico molto alto, perché ormai in Serie D si affacciano tanti giocatori di DC che non trovano più il contratto tra i professionisti, e quindi sicuramente è un campionato di livello alto. È un campionato che secondo me vincerà il Messina in virtù della migliore situazione societaria, perché sicuramente, che aiuta tantissimo, che sicuramente fa lavorare in maniera molto serena il proprio tecnico, anche se secondo me ha qualche manchevolezza lì davanti. Se avesse avuto una prima punta tipo Mosciaro o Saraniti, secondo me avrebbe vinto a mani basse questo torneo. Lo vincerà perché, ripeto, è il miglior gruppo societario. Poi per quanto riguarda le altre siciliane, sta facendo molto bene il Licata, che sicuramente, si è ripreso, no? Che sicuramente col cambio di tecnico Romano ha sicuramente portato qualcosina in più e ha fatto emergere il valore sicuramente del Licata. Una grande sorpresa è sicuramente il Ribera, che come neopromossa sta veramente superando tutte le attese, ecco. Nella parte bassa della classifica però purtroppo abbiamo 3 squadre siciliane, questo ci fa pensare che probabilmente in questa seconda parte, insomma, del campionato dovranno veramente sudare tantissimo per tirarsi fuori da una situazione che comunque è assolutamente quasi impossibile da risolvere attualmente. Allora, Nissa secondo me è spacciata in virtù di una situazione societaria ai limiti del dramma, e quindi secondo me, se non... Il Noto cerca di riprendersi. Il Noto non so che tipo di errori abbiano fatto a livello societario, però sicuramente se stanno ancora nelle zone basse della classifica significa che, insomma, qualcosa il presidente Musso ha sbagliato. Ti portiamo verso la Cireale. Parlando della Cireale, ovviamente è l'ambiente che conosco meglio di tutti, la Cireale secondo me paga ancora la cattiva programmazione di 2 anni fa, quando abbiamo portato la squadra in eccellenza, avevamo creato un giocattolo quasi perfetto che nasceva dalle ceneri dell'Adrano, che aveva sfiorato l'anno prima la Serie C.
Abbiamo battuto tutti i record in quella stagione di eccellenza e qualcuno ha avuto la brillante idea di rompere quel giocattolo. Si doveva costruire da quella base. Ma è la storia del calcio che lo insegna. Io ho vinto 3 campionati da calciatore ad Acireale proprio con una società arguta che ogni anno cambiava 2 o 3 pedine, non smantellava quel gruppo che aveva fame di vittorie. Quindi bastava solamente riconfermare in toto il gruppo, aggiungere qualche giocatore di categoria, la Cireale avrebbe fatto sicuramente i playoff. Il problema è, mister, che per come è messa la classifica oggi, considerato che la Cavese quart'ultima dovrà recuperare la gara con il Ribera, ad oggi una fra Noto e Acireale andrà sotto, sicuro. Allora, io non credo che la Cireale retroceda direttamente, la Cireale si può tirare fuori, sarà difficile evitare i play-out, ma se in 3 anni si sono fatti regolarmente i play-out, sicuramente la società qualche responsabilità ce l'ha. Ora speriamo che questo nuovo ingresso in società di questo imprenditore acese, Palella, porti forze fresche, nuove, e soprattutto che il lavoro di Orazio Sorbello, che è uomo vero di calcio, che ha anche lui la casacca granata stampata addosso, è vero. Sicuramente Orazio possa portare quell'esperienza e quella cecità in più che possa consentire alle Cireale di tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Certo. Marco, io invece la domanda riguarda l'interregionale, te la voglio formulare in direzione Licata. Questo Licata che, come ha detto bene Carlo, insomma, dopo una parte iniziale del campionato si è ripreso alla grande. Insomma, Romano sta veramente creando un piccolo gioiellino perché fa punti, fa risultati e le cronache parlano anche di un Licata che gioca veramente bene. A questo punto vuol dire che Romano è stata la svolta delicata, ha fatto un grandissimo lavoro sia da un punto di vista, voglio dire, prettamente calcistico, tecnico, tattico, ma anche da un punto di vista mentale, psicologico. Tra l'altro la settimana prossima giocano a Ribera con la possibilità, insomma, di una delle due a questo punto di aggrapparsi al treno dei playoff, assolutamente sì. Voglio dire, complimenti a Romano, questi sono alcuni degli esempi dove bisogna veramente complimentarsi col mister, perché vuol dire che c'è la mano del mister, assolutamente sì. Però la cosa bella, Ettore, completando questo ragionamento sulla Serie D, il calcio è bello proprio perché non esistono formule esatte, perché ad esempio Licata e Noto hanno fatto 2 scelte simili, cioè richiamare allenatori che conoscevano bene l'ambiente. Con Romano questa formula ha funzionato, con Betta a Noto no, quindi è bello anche perché non ci sono poi ricette per tutte le stagioni. Io credo che l'esperienza di Romano possa avere inciso di più rispetto all'esperienza, seppur limitata, di Betta nel campionato interregionale. O sbaglio, Carlo? Senza nulla togliere chiaramente le straordinarie doti di Betta. Che sono 2 situazioni diverse. Licata, una società, è un ambiente, insomma, che vive di grandi ricordi. Romano lo conosce molto bene, certo. Anche Betta conosceva bene sicuramente l'ambiente di Noto perché lì ha vinto, è stato tanti anni lì da allenatore. Sono 2 situazioni diverse, magari la qualità dei calciatori lì incide. Che sembra una cosa da non sottovalutare, invece da prendere sempre in considerazione, perché in questi campionati se non hai quei 4, 5, 6 elementi di categoria, non dico superiore, ma di categoria, probabilmente poi soffri. Sicuramente, io so che, insomma, il Noto a inizio anno aveva contattato Andrea Saraniti, alla fine lasciarselo sfuggire è stato sicuramente ancora stanno piangendo, insomma. Volevo ricordare anche Città di Messina. A proposito di Andrea Saraniti, Palazzolo. mister, lei si aspettava che Pasquale Rando riuscisse a fare bene anche in Serie D? Ma Pasquale sicuramente è un tecnico che ha fatto bene l'anno scorso, conosceva bene il suo gruppo e lì hanno lavorato bene perché hanno inserito in un gruppo storico giocatori di grandissima qualità quali Andrea Saraniti, Tiscione e Citro, non è poco, insomma, avere un attacco del genere in Serie D sicuramente è un attacco eccellente. E poi sta facendo molto bene anche Orazio Pitatella a Palazzolo. Certo, insomma, Palazzolo ha dato segni di risveglio, secondo lei anche se Gaspare secondo me aveva fatto un buon lavoro, ma forse non aveva la qualità dei giocatori che ora ha in mano invece Orazio. Oggi, alla luce del pareggio di oggi, secondo lei il Palazzolo può evitare i play-out? Oggi ha fatto un bel punto contro il Savoia di Amore. Sta marciando bene, quindi anche il punto di oggi è un punto fondamentale, anche se è fatto in casa, che fa classifica, sta dando continuità ai risultati, non perde credo da 4 partite, e quindi sicuramente in serie positiva, e questo può dare una spinta importante
Dicevi, Palazzolo. Marco? No, a supporto di quello che dice il mister Breve, dico Orazio Pitatella non è una sorpresa, è uno dei chiaro. mister più bravi che abbiamo in Sicilia. Ma, È insieme- stata una scommessa però Marco, perché comunque mancava dalla Serie D da un po' di anni, aveva già allenato ma mancava dalla Serie D di un po' di anni. È stata una scommessa che il Palazzolo in questo momento però sta vincendo. Orazio, che conosco bene, ti dirò che ha fatto la stessa scelta che ha fatto il mister Breve che abbiamo qui stasera, nel senso che ha aspettato il progetto probabilmente giusto. Vaglia giustamente le offerte, è sì. giusto che sia così, eh? Sì, assolutamente. È giusto, perché sennò poi si rischia che a pagare sono sempre gli allenatori, magari invece qualcuno che sta in testa non paga mai. Voi non lo dite, lo dico io, non vi preoccupate. Ci dobbiamo fermare? Sì, mandiamo un po' di pubblicità e torniamo tra poco col campionato di eccellenza. Eccoci rientrati in studio, come al solito mettiamo da parte adesso il campionato di interregionale, parliamo del campionato di eccellenza, lo facciamo subito con i risultati e la classifica del girone A, appunto, del campionato di eccellenza. A Castelvetrano, Folgore Selinunte, Atletico Campofranco 0-1. Ad Agrigento, Acragas, Bagheria 5-0. A San Cataldo, San Cataldese, Camarat 0-1. A Marsala, Marsala batte Mazzara 2-1. A Monreale, Monreale Parmonval 5-3. Ad Alcamo, Alcamo batte Raffadali 1-0. A San Giovanni Gemini, Riviera Marmi rinviata. E a Leonforte, Leonfortese Valderice 0-1. Come al solito siamo sempre dell'idea che ormai il campionato è praticamente quasi chiuso per la sua vittoria finale, l'Agragas continua a vincere e continua sempre ad essere assoluta leader di questo girone del campionato di eccellenza, ma guardiamo la classifica al completo. Prima in classifica troviamo ancora Acragas con 50 punti, segue Atletico Campofranco 39, San Giovanni Gemini 37 punti, Riviera Marmi 32, Camarat e Alcamo 29, Raffadali 27 punti, Leonfortese 24, Parmoval 20, San Cataldese 18 punti, Mazzara 17, Folgore Selinunte 16 punti, Bagheria, Valderice e Monreale 15, Marsala 13 punti, Riviera Marmi e San Giovanni Gemini una partita in meno e Marsala e Mazzara un punto di penalizzazione. Anche per questo girone A del campionato di eccellenza diamo lettura del tabellino della prossima settimana. Il prossimo turno sarà la 19ª giornata, domenica 20 gennaio 2013. Questi gli incontri: Parmonval Acragas, Mazzara Alcamo, Valderice Folgore Selinunte, Riviera Marmi Leonfortese, Raffadali Monreale, Bagheria San Giovanni Gemini, Atletico Campofranco San Cataldese ed infine Camarat Marsala. Allora, girone A, i nostri ospiti credo che saranno assolutamente d'accordo che ormai è assolutamente già da parecchie settimane chiuso il discorso promozione, si lotta solo per i playoff a questo punto. Prima però facciamo un commento tecnico subito, Carmelo, e poi voglio sentire anche l'ennesimo parere, credo favorevole, da parte dei nostri ospiti nei confronti di questo rullo compressore che è l'Acragas. Possiamo dire, Ettore, che il rinvio della gara fra San Giovanni Gemini e Riviera Marmi di fatto non ci consente una lettura completa, una lettura organica della classifica di questo girone, perché era una sfida molto attesa e molto importante per le prime posizioni. Per il momento l'unica certezza è che l'Acragas continua a vincere e oggi ha rifilato 5 gol all'Esseneto, al Bagheria, doppietta di Rosa, Pellegrino, Contino e Vinci Guerra. Un autentico rullo compressore, mentre rientrano di prepotenza in zona playoff sia il Camarat, che spugna il campo della San Cataldese, a cui non basta il ritorno in panchina di Lirio Torregrossa, e aggancia il quinto posto anche l'Alcamo, che con un gol di Di Bartolo supera il Raffadali ormai in caduta libera. Allora, sentiamolo questo parere dei nostri ospiti. Carlo, Acragas, rullo compressore, chi più ne ha più ne metta. La classifica rispecchia quello che è
l'andazzo del campionato. L'Agragas ha costruito un rullo compressore, come abbiamo detto, è un'armata, e quindi difficilmente, a meno di clamorosi colpi di pronta anche scena, per l'interregionale? basta costruire, sì, penso che se reggono a livello societario e riescono a costruire, lì è bravo Anche sicuramente. perché Agrigento manca parecchio tempo. L'allenatore è un allenatore esperto che conosce bene tutte le categorie, quindi se lo lasceranno lavorare, lo supporteranno, sicuramente potrà fare bene pure in Però fa piacere, no, che l'Agrigento ritorni nel come calcio no. che conta. È una piazza giusta che deve ritornare nelle giuste categorie. Invece è interessante sotto il risveglio del Marsala, Sì. e a tal proposito sicuramente il cambio societario sicuramente lì ha portato i suoi l'innesto benefici. di soldi, È parliamoci chiaro, chiaro, il cash. è cambiato l'assetto societario, è cambiato il tecnico, e ora hanno fatto 3 vittorie di fila ed è giusto che anche il Marsala si tiri fuori Credo che non avrà problemi. Io so tra l'altro supereranno ampiamente questo e problema. possa salvarsi. Io mi riaggancio a quello che diceva il mister Ettore, perché tra l'altro il risveglio del Marsala ha rianimato un campionato che nella parte bassa adesso ha i suoi maggiori motivi Cioè, di interesse. sembrava- Dalla San Cataldese in giù, in 5 punti ci sono 8 squadre, quindi la lotta per evitare i play-out è estremamente interessante. C'è le emozioni che non offre il vertice della classifica, le offre secondo me la Anche se io penso, parte e qui bassa. Marco me lo può confermare, la zona playoff però è abbastanza ingarbugliata, no? Atletico Campofranco, San Giovanni Gemini, Riviera Marmi, Camarat, Alcamo, cioè tutte squadre che comunque un sogno ce l'hanno, quello di andare interregionale. Chi non ce l'ha. Io dico, ritornando e riallacciandomi al discorso Marsala, il calcio non è mai improvvisato, è fatto di programmazioni e di progetti, per cui se il Marsala c'è sempre un motivo per cui una società si rialza, no? E anche il Marsala in questo caso è stato dovuto al cambio societario. Dico, poi nella zona playoff... D'altra dico, parte era sicuramente... quasi impensabile che questo Marsala, insomma, che fino a un paio di anni fa stava in Serie C... No, fino a un anno la e mezzo fa protagonista- era seconda in classifica in Serie D. Voglio dire, insomma, si ritrovasse in una posizione che non gli compete, anche perché tutta quella zona Ci sono trapanese in questo momento sulle ali appunto del capoluogo di provincia sta cercando di riprendersi una fetta nel Ci calcio sono dilettantistico in maniera forte. alcuni centri della nostra regione che per bacino d'utenza non meritano le classifiche, le categorie vero. dove militano, per cui mi auguro al più presto come Agrigento, Marsala, che possano riprendersi. Benissimo, allora a questo punto parliamo del girone B, perché Sì. poi dopo ci dovrai dire che cosa è successo nel tuo incontro pareggiato con l'Atletico Gela. Girone B, risultati e chiaramente poi la classifica. Ad Avola, Real Avola, AC Sant'Antonio 1-0. A Mister Bianco, Atletico Gela 1-1. A Modica Rosolini 0-0. A Vittoria batte Comiso 2-1. A Villafranca Tirrena, Atletico Villafranca, Nuova Igea 0-4. A Brolo, Tiger, Orlandina 0-1. A Brolo, Mazzarrà, San Gregorio 1-0. E a Piraino, Due Torri batte Taormina per il risultato di 3-0. In classifica abbiamo sempre la squadra dell'Orlandina in vetta, anche questa sembra una squadra ben fatta, ben organizzata per insomma, cercare di fare il salto di categoria. Guardiamo la classifica completa, giunta questa settimana alla sua 18ª giornata. Prima in classifica troviamo Orlandina con 38 punti, segue Due Torri 34, Vittoria 33 punti, Nuova Igea e Mazzarrà 32, Modica 30 punti, AC Sant'Antonio 29, Tiger 26 punti, Mister Bianco 25, Real Avola 23 punti, Taormina e San Gregorio 19, Atletico Villafranca 13 punti, Rosolini 12, ultimi in classifica troviamo Comiso e Atletico Gela con 11 punti. Ricordiamo Mister Bianco 2 punti di penalizzazione. Bene, e a questo punto lettura anche per quanto riguarda il turno successivo. Domenica prossima sarà la 19ª giornata, domenica vi ricordo sarà il 20 di gennaio del 2013. Questi gli incontri: San Gregorio Atletico Villafranca, Orlandina Vittoria, Comiso Due Torri, Rosolini Mazzarrà, Nuova Igea Mister Bianco,
Taormina Modica, Atletico Gela Real Avola ed infine si chiuderà con ACI Sant'Antonio Tiger. Commento veloce con Carmelo e poi insomma sfruttiamo anche la presenza del mister Bianco per conoscere bene questo girone e poi voglio sentire anche un po' il parere sull'Orlandina da parte di Carlo Breve. A te. Allora diciamo che le prime 3 della classifica vincono e vincono bene. Vince l'Orlandina sul campo del Brolo, vince il Due Torri agevolmente in casa con il Taormina e il Vittoria fa suo 2-1 il sentitissimo derby con il Comiso. Invece Ettore è stato un fine settimana non positivo per le 3 catanesi. Il mister Bianco, adesso ne parleremo con mister Coppa, non va oltre l'1-1 casalingo con il fanalino di coda Atletico Gela, ma invece perdono l'ACI Sant'Antonio ad Avola punito da un gol di Guastella e il San Gregorio che invece perde sul campo della rivelazione Mazzarra. Allora, parliamo subito intanto con mister Coppa, pareggio contro questo Gela che era fanalino di coda, mi hai detto che non è stata certamente una delle vostre migliori partite, però insomma probabilmente la vittoria sarebbe stata importante per cercarsi anche un po' di allontanare la zona calda. Assolutamente sì, perché se dovessi fare il conto con la classifica reale, ieri con i 2 punti che quindi sono venuti a mancarci, con i 2 punti in più di penalizzazione che abbiamo da inizio campionato saremmo soltanto a 3 punti dalla zona playoff. Voglio dire, dico, ogni tanto mi va di fare questo confronto con la classifica che purtroppo oggi... E questa cosa ti fa stare anche un po' più tranquilli, no? Cioè, no, al contrario. La coscienza anche di comunque non essere messi male. Al contrario, perché io devo guardarmi dietro e allora dico oggi siamo a 6 punti dalla zona play-out, con i 2 punti in più di penalizzazione saremmo a 8 punti e quindi saremmo certamente un po' più tranquilli. Ieri non è stata una delle nostre migliori partite, un po' di sfortuna e sicuramente un po' di inesperienza. Perfetto. Il problema, mister, se l'obiettivo è la salvezza, quello che tu dici è sacrosanto, c'è il nostro percorso, però per un periodo della stagione, specie tra la 5ª e la 10ª giornata, ci eravamo forse un po' illusi che questo mister Bianco potesse ambire a qualcosa di più. Cosa è cambiato? Sono cambiate tantissime cose, io devo assolutamente ringraziare i ragazzi, la squadra che al momento è con me, perché sono dei ragazzi sotto tutti i profili, sotto tutti i punti di vista, dei ragazzi eccezionali, hanno formato un grande gruppo, però è una squadra giovanissima perché la media della mia squadra è davvero di 19 anni, parliamo di media. Questa è una bella notizia però, non è una cosa negativa. Assolutamente si soffre no, da un lato, però assolutamente insomma, no. ha piacere di guidare dei giovani. Proprio perché per quello che dicevamo prima, questi campionati si vincono o comunque si fa bene anche con giocatori che sono di categoria, chiaro. Non per forza voglio dire di categorie superiori, ma che siano giocatori di categoria e quindi che abbiano alle spalle degli anni già. Tra l'altro, mister, dicevi prima a microfoni spenti, l'Atletico Gela, al di là dell'ultimo posto in classifica, è tutt'altro che una squadra derelitta, è una squadra che ha giocato la sua partita e che è pienamente in corsa per entrare quantomeno nei play-out, anche perché le dirette concorrenti, dal Comiso che ha perso il derby, non una partita, stanno neanche insomma il Rosolini, il Villafranca non è che stiano messi tanto meglio, quindi questo Gela, per come l'hai visto tu, può evitare la retrocessione diretta? Diretta sì, la può evitare, nel senso che i play-out sono alla portata del Gela e poi oltretutto mi farebbe piacere perché Gela è Gela, anche Gela ha una storia calcistica per cui mi farebbe piacere se riuscisse a salvarsi. Senti Carlo, questa Orlandina la possiamo paragonare all'Akragas per mentalità, per voglia di insomma vincere alla grande questo campionato, anche se all'inizio ho trovato un po' di difficoltà, forse quasi di ambientamento con quei giocatori importanti che facevano parte del gruppo, che fanno parte del gruppo. Rispetto all'altro girone sicuramente questo è molto più equilibrato, l'Orlandina deve stare attenta al Due Torri, deve stare attenta alla Tiger, insomma deve stare attenta a tante altre squadre che sono lì vicine. Io ho l'impressione però che Due Torri ogni anno quasi come se non volesse passare di categoria, insomma ha una squadra importante, gioca con una certa intensità, però poi all'ultimo come se quasi rinunciasse ad una possibilità di una categoria superiore, questa sensazione. No, di rinunciare non credo, perché vincere piace a tutti, però devo dire che sicuramente l'Orlandina credo che quest'anno abbia delle capacità a livello societario sicuramente superiori a tutte. Ha un allenatore che sicuramente conosce bene la categoria, conosce bene il campionato, conosce bene la realtà dove vive e quindi credo che abbia
una spanna in più rispetto alle altre, però deve guardarsi dietro anche dalle altre. Certo. Per quanto riguarda i giovani che dicevi, sei d'accordo? il mio sogno, sai qual era, Ettore? Quando allenavo la rappresentativa, sono stato 5 anni. Sono usciti dei ragazzi importanti da quelle categorie. Tantissimi ragazzi oggi fanno la B e qualcuno fa la A. Il mio sogno era allenare una società in eccellenza fatta tutta da calciatori juniores di quella, che di parte quella da una rappresentativa. categoria che può arrivare in categorie superiori. Credo che insomma non sarebbe stato facile battere una squadra con tanti talenti anche se giovanissimi. Credo che le società purtroppo non puntano e vanno invece a prendere e stravagare, che noi ci avevamo pensato, in quegli anni avevamo pensato di trasferire quel gruppo in qualche club. L'idea dei giovani sta un po' cambiando, credo che insomma i progetti di molte società, compresa quella della Serie A. Credo che oltre ad aver fatto bene nei tornei nazionali riservati alla rappresentativa, perché siamo stati 3 volte vicecampioni d'Italia, credo che avremmo vinto qualche campionato importante e insomma si sarebbe veramente potuto programmare qualcosa di importante con ragazzi di 17, 18 e 19 anni. Però vabbè, rimane la soddisfazione di insomma averli lanciati e magari in questo momento giocano in categorie importanti. È veramente molto bello. Bene, allora noi chiudiamo questa parentesi con i nostri ospiti. Ringrazio intanto Marco Coppa, che insomma ha sempre gradito ospite per parlare dell'eccellenza, di questo mister bianco che comunque è lì e che ha un obiettivo: salvare sicuramente la categoria, e credo che ci possa riuscire perché ci sono mezzi, uomini e anche il mister che è un ragazzo giovane che vuole veramente, non dico fare carriera, però vuole indubbiamente lavorare bene in serenità, che poi è la cosa più importante, no? Sì. Cioè, se vuoi fare carriera ben venga, no, sempre con i piedi per terra. Dico, non ci penso, al momento non ci penso, dico sto con i piedi per terra, lavoro giorno per giorno, ho il mio lavoro, la mia attività fuori dall'ambito calcistico, per cui quello che viene. Mentre per Carlo noi ci auguriamo a questo punto una situazione magari possibilmente legata a un buon settore giovanile dove costruire anche, no? Perché ho visto che ti appassiona anche l'idea dei giovani. Sì, no, sicuramente credo di avere le competenze giuste per poter allenare un giorno una primavera di un club professionistico. Benissimo, noi ce l'auguriamo perché ci sono grandi qualità anche in campo. Poi tra l'altro, Ettore, sì, per premessa, è vero che non sta allenando mister Breve, ma chi lo conosce sa che comunque lui studia tattica, si aggiorna, prepara, chi lo conosce, guarda in media 4-5 partite a settimana, quindi assolutamente non allena, però preparatissimo. Benissimo, allora salutiamo anche nel frattempo Carmelo che ci lascia e lo rivedremo la settimana prossima, chiaramente col campionato di interregionale e con i 2 gironi del campionato di eccellenza. Grazie a te Ettore, una buona serata, una buona settimana a tutti i nostri telespettatori. E salutiamo anche la nostra Lorena. Ci vediamo domenica prossima. Benissimo, perché tra poco arriva anche Giada. Pubblicità. Rientrati in studio, è stata una prima parte abbastanza intensa, 2 tecnici importanti, Marco Coppa e Carlo Breve, e abbiamo parlato con loro del campionato di eccellenza e anche chiaramente del campionato di interregionale. Allora, adesso abbiamo la nostra splendida Giada che tra poco ci leggerà i risultati e le classifiche del campionato di promozione. Un saluto a te Ettore, un saluto a tutti voi e buona domenica. Benissimo, in postazione, dato che adesso è andato via Carmelo Puglisi, abbiamo Alessio Di Mauro. Ciao Alessio, ben trovato. Buona domenica a tutti. Benissimo. E a questo punto presentiamo anche gli ospiti. Angelo Costa del Real Jarre, che oggi ha vinto una partita difficilissima e vola al secondo posto nel suo campionato, nel suo girone di appartenenza del campionato di promozione. Ciao Angelo, ben trovato. Ormai sei un ospite fisso, ma noi siamo contenti perché tu sei un intenditore di calcio maturo, equilibrato e poi soprattutto insomma alla tua veneranda età sei ancora un battagliero in campo, quindi questa è la cosa doppiamente più bella. E poi se rischi di vincere un altro campionato fa parte di un curriculum importante. Mi ritiro, a quel punto mi ritiro. Ah, hai scelto già questa linea? Ma io non so se lo farai perché ti conosco troppo bene. E poi abbiamo Vito Giacone, parliamo dello Sporting Battiati. Buonasera. Capitano dello Sporting Battiati, allenato da mister Luca Di Gregorio. Allora con loro parleremo del campionato di promozione e diamo subito a questo punto lettura dei risultati, la classifica subito del girone A e poi insieme al nostro Alessio insomma commenteremo questo campionato che come al solito ogni domenica ci regala sicuramente tante novità e tante emozioni. Girone A del campionato di promozione.
Campobello di Mazzara Atletico Corleone 2-0. Cianciana Canicattì 3-2. Dattilo Carini 1-0. A Terrasini Strasatti batte Terrasini 1-0. Ad Aragona Partini Caudace batte Aragona 1-0. A Mussomeli Pro Favara batte Mussomeli 2-0. Salemi Sciacca 1-0. A Piana delle Albanesi Sera di Falco batte Skanderberg Piana 6-1. Ennesima vittoria della squadra agrigentina del Favara, che continua ad essere la squadra leader di questo girone A del campionato di promozione. Guardiamo la classifica completa. In vetta il Pro Favara con 43 punti, seguito da Sera di Falco 37, Salemi 34, Cianciana 31, Sciacca e Dattilo 29, Strasatti 27, Canicattì e Atletico Corleone 25, Aragona 23, Carini 22, Mussomeli 21, Skanderberg Piana 17, Campobello di Mazzara 16, Terrasini 14 e infine Partini Caudace 11. Ricordiamo che il Partini Caudace ha un punto di penalizzazione. Un commento su questa 18ª giornata, Alessio. Sì, continua a vincere il Pro Favara per 2-0 a Mussomeli, vince anche il Sera di Falco con il rotondo punteggio di 6-1 contro lo Skanderberg Piana e mantiene la seconda posizione in classifica. In chiave playoff importantissima la vittoria del Salemi, che vince per 1-0 contro lo Sciacca. Nel prossimo turno il Pro Favara incontrerà il Cianciana, mentre il Sera di Falco, sempre in casa, incontrerà il Campobello di Mazzara. Passiamo adesso al girone B, sempre del campionato di promozione. Anche in questa giornata ha riservato alcune sorprese, ma guardiamo i risultati completi. Rocca di Caprileone Cus Palermo 2-1. Igea Virtus Cefalù 2-2. Spadafforese Ciappazzi 2-1. Montemaggiore Equip Palermo 4-1. Mamertina Patti 2-1. A Collesano Real Calcio batte Collesano 1-0. Sacro Cuore Milazzo Sant'Agata 3-0. Delfini Vergine Maria Torregrotta 1-0. Non cambia comunque nulla in vetta in classifica, perché la squadra del Rocca di Caprileone continua ad essere la squadra leader. Classifica completa adesso. Sì, Rocca di Caprileone è in vetta con 41 punti, segue Igea Virtus 37, Cefalù, Spadaforese e Sacro Cuore Milazzo 34, Montemaggiore 27, Torregrotta 25, Ciappazzi e Real Calcio 24, Mamertina 23, Cus Palermo 21, Sant'Agata 18, Delfini Vergine Maria 13, Collesano 12, Equipe Palermo 10 e il Patti 9. Ricordiamo che Real Calcio e Sant'Agata hanno una partita in meno. Adesso parliamo del girone C, però prima un commento veloce lo dobbiamo giustamente dedicare anche al girone B, e poi nel girone C parleremo anche del Troina, perché abbiamo in collegamento telefonico Giuseppe Pagana, insomma nome importante del calcio professionistico, che adesso fa anche l'allenatore a Troina. Tra l'altro lui è originario Ma proprio già da di qualche Troina. anno. Già da qualche anno. Sì. Ma chiudiamo il discorso del girone B, perché mi B. sembra doveroso. Sì, allora continua a vincere il Rocca di Caprileone, stavolta la vittima di turno è stato il Cus Palermo, vittoria per 2-1 che consente alla formazione del Rocca di Caprileone di mantenere la vetta a +4 dall'Igea Virtus, che oggi nel big match contro il Cefalù non è andato oltre il 2-2, il pareggio. Nel prossimo turno l'Igea Virtus sarà di scena contro l'Equipe Palermo, mentre il Rocca di Caprileone contro il Patti. Curioso infatti è il fatto che entrambe le formazioni di Rocca di Caprileone e Igea Virtus sono nelle prime due posizioni e si scontreranno contro le ultime due. Perfetto, e adesso il girone C con il collegamento che abbiamo organizzato con Giuseppe Pagana. Però prima guardiamo i risultati, la classifica, e poi parleremo appunto con l'allenatore del Troina. Risultati del girone C, 18ª giornata del campionato di promozione. Via Grande Belpasso 0-0. Real Belpassese batte Enna 7-0. Riviera dello Stretto Pistunina è stata rinviata. Real Giarre Randazzo 2-1. Nicosia batte Real Santa Venerina 3-2. San Sebastiano Sport Insieme 3-0. Fiumefreddese Troina 0-0.
a Gilanissoria riposa. In testa abbiamo la squadra ennese del San Sebastiano, ma questo è un girone abbastanza ingarbugliato perché le squadre insomma, che partecipano sono sicuramente molto agguerrite, su tutti chiaramente anche questo Real Giare che oggi vincendo lo scontro del derby dell'Etna vola a 34 punti. Ma guardiamo la classifica completa. San Sebastiano 35 punti, Real Giarre 34, Via Grande 33, Randazzo e Pistonina 32, Real Belpassese 31, Belpasso 29, Fiume Freddese 26, Troina 17, Agilanizzoria e Riviera dello Stretto 16 punti, Sport Insieme 15, Nicosia 13, Real Santa Venerina 12, Enna 1. Lo scommettendo è stata esclusa dopo 4 rinunce. Perfetto, in testa abbiamo quindi il San Sebastiano ed in collegamento diretto telefonico abbiamo Giuseppe Pagana, allenatore del Troina, nome importante nel calcio dilettantistico tra Ciriale e Paternò, insomma abbiamo avuto modo di apprezzarne le doti. Pronto? Sì, pronto. Buonasera Giuseppe. Buonasera a voi. Ben trovato. Questo Troina che insomma è abbastanza strano il campionato di quest'anno. L'anno scorso avevo l'impressione addirittura che potevate anche aspirare al salto di categoria. Quest'anno le cose non vanno certamente per il verso giusto. Siete sicuramente una squadra abbondantemente da oltre metà classifica, però qualche sofferenza di troppo la state vivendo. Sì, purtroppo sì, però purtroppo per chi non vive certe realtà certe cose non si possono capire. Perché il calcio non è fatto solo di giocatori che vanno in campo, ma alle spalle ci devono essere società solide, persone che ti aiutano e quando durante la settimana riesci a fare allenamento con 7-8 elementi, poi domenica viene difficile esprimere un certo tipo di gioco, viene difficile anche andare a competere con altre realtà dove vivono la tranquillità quotidiana e settimanale. Certo. Poi oltre a questo sarà un po' polemico, però il nostro campionato è molto passato perché c'è stata una squadra che si è ritirata. La scommettendo. Poi c'è una squadra come l'Enna che partecipa tanto per mantenere la categoria, però casualmente tutte le squadre che giocano con l'Enna giocano la giornata precedente alla partita col Troina e casualmente tutte le squadre quando giocano con noi non hanno mai uno squalificato perché tutti azzerano le squalifiche contro l'Enna. Cioè tutte queste cose poi alla fine vengono sommate e la classifica è lo specchio di tante realtà, però noi cercheremo di portare a termine questo campionato cercando di fare il minimo, cioè cercando di salvare la squadra. Giuseppe, ma come mai questa scelta di rimanere a Troina e fare l'allenatore di questa squadra in un campionato insomma certamente non importante, però non importantissimo? Perché per come sono fatto io, siccome io vivo a Troina, ho mia moglie e mia figlia che per me sono la cosa più importante, preferisco stare sempre vicino a loro e dedicarmi a loro e alla fine riesco a conciliare anche il fatto del calcio che è la mia passione, però lo faccio perché è nel mio paese, altrimenti non sarei stato qua, solamente per questo. Noi ricordiamo le tue gesta tra Paternò, tra Aceriale e anche una parentesi all'Atletico Catania. Devo dire che hai lasciato un ricordo indelebile, insomma, per chi ha vissuto il calcio sino a un paio di anni fa. La differenza adesso è notevole indubbiamente rispetto a quando giocavi tu anche in quelle categorie, parlo della Serie C. Eh sì, è tutta un'altra cosa, un conto è giocare, un conto è anche la responsabilità di allenare, perché devi, tra virgolette, cercare di capire, prima di tutto la realtà è tutta diversa, perché io ho avuto la fortuna di vivere a Paternò, quando a Paternò ha avuto la bravura e anche la capacità di andare per dilettanti professionisti, poi sono da Ciriale in una società organizzatissima, poi a Bari in Serie B, poi nel Gallipoli vincendo altri campionati, cioè questa è una realtà completamente diversa. E poi soprattutto il ruolo è diverso, perché un conto è ragionare da calciatore e un conto è ragionare da E questo è importante, sottolineiamolo, sono due cose totalmente diverse. Sì, perché quando giochi da calciatore vai all'allenamento, vai alle partite, giochi e stacchi la spina, invece quando sei responsabile di un gruppo... Quasi 24 ore al giorno sei impegnato. Sì, io sono impegnato tutti i giorni perché penso alla partita, penso agli allenamenti, penso a quello che ai ragazzi, che ci sono ragazzi meno giovani, ragazzi più giovani, e quindi devi cercare di, tra virgolette, di capire e accontentare un po' tutti, quindi è una realtà completamente diversa, però che ti aiuta a crescere e ti arricchisce. Ultima domanda per Giuseppe Pagana, hai qualche rimpianto sulla tua carriera? Avresti potuto fare di più oppure quello che hai vissuto ti è bastato e lo tieni sempre con tanto piacere nella tua mente?
Ma guardi, gli impianti, sinceramente uno ne potrebbe avere tanti, però alla fine uno nella vita ha quello che merita. Io forse in alcune scelte, per il tipo di carattere che ho, che sono molto legato a casa, alla famiglia, potevo fare scelte diverse in passato, però ripeto, sono contento di quello che ho fatto e tra virgolette non rimpiango niente, potrei rimpiangere tutto, perché nella vita non si sa mai quello che poteva succedere scegliendo altre cose. Io ho fatto determinate scelte, mi hanno portato ad avere anche le mie soddisfazioni. Certo. Possibilmente potevo fare di più, come possibilmente potevo fare di meno. Alla fine bisogna sempre apprezzare quello che uno ha avuto e non pensare ad altro. Perfetto, allora noi ti ringraziamo per questa tua disponibilità, ti auguriamo un in bocca al lupo per tutte le cose che continuerai a fare a Troina, in questa società, in questo paesino che è straordinario e che sicuramente ancora una volta ti darà modo di continuare a vivere il sogno, cioè quello di giocare a pallone e soprattutto vivere insomma, l'avventura di allenatore. Vi ringrazio, grazie per la telefonata e sempre a vostra disposizione. Grazie ancora a Giuseppe Pagana, allenatore del Troina. Il commento su questo girone, oltre che con Alessio, lo voglio fare anche con il qui presente Angelo Costa. Angelo, oggi una vittoria importante tra l'altro, perché a questo punto si è da un punto dalla vetta. Mister Romeo sarà contento, non soltanto il mister, anche il presidente. È felice, ancora sarà bagnato dalla doccia che abbiamo fatto noi in spogliatoi. E non avete vinto ancora il campionato, chissà cosa succede No, dopo. no, si è creato un bel gruppo, lui è l'artefice di tutto, perché Certo. si è scelto le persone giuste e adesso stiamo vivendo questa realtà, di partita in partita senza fare progetti. La società ci è molto vicina, ringraziamo i presidenti, il presidente Di Martino, Massimino e Licciardello, sono 3 presidenti. Mi ricollego a Peppe Pagana, i problemi sono tanti. Sono nei tantissimi. campionati dilettantistici. Quando trovi queste persone che mettono soldi di tasca e sono presenti. No, ha sottolineato anche il fatto che spesso e volentieri molte società vivono anche il dramma durante la settimana, no? Perché molti giocatori non si possono allenare, non hanno neanche le strutture, quindi quando ci si ritrova ad allenare 7, 8, 9 elementi e poi la domenica fare obbligatoriamente un risultato è sicuramente molto difficile. No, dico questo, noi in questo siamo privilegiati perché siamo 20, 25 ogni allenamento, quindi merito al mister e alla società che hanno saputo creare questo gruppo. Certo. Alessio, lo commentiamo questo girone a questo punto, tenendo presente che loro la settimana prossima giocano una partita difficile col Pistonina, quindi sarà una dura battaglia probabilmente. È vero. Allora, il San Sebastiano continua a vincere, ha recuperato in settimana la partita persa, è a quota 35 punti, prima in classifica, segue il Real Jarre che appunto ha vinto contro il Randazzo, un importante scontro in chiave promozione. Importante è stata anche la rinuncia del Pistonina. Perché? Perché teoricamente con i 3 punti virtuali contro il Riviera dello Stretto potrebbe agganciare il Real San Sebastiano. Pistonina che appunto ospiterà il Real Jarre prossima settimana. Sarà una partita importante. Angelo, voi come state preparando questa partita importante in chiave promozione? Ci stiamo preparando, già siamo mentalizzati ad andare a affrontare questa trasferta che dicono che è un campo caldo, cioè dove andremo più che altro a fare una partita di pallone. Una partita di calcio, però sottolineiamo. so che troviamo un ambiente un po' Sarà un ambiente caldo. e già siamo consapevoli Vabbè, di... ma la vostra è una società matura e sa valutare bene No, su i quello, comportamenti. Infatti i dirigenti già ci tranquillizzano su quello dicendoci che andiamo a fare una partita di calcio e basta. Perfetto. Tra l'altro poi questo girone racchiude lì in vetta 8 squadre, secondo me fino alla Fiumeferedese ancora il discorso È vero, promozione è vero. o playoff è ancora tutto aperto, quindi chissà come andrà a finire. Chiudiamo il campionato di promozione con il 4º girone, il girone di questi risultati della 18ª giornata. Atletico Catania, Rarinantes 3-1. Santa Croce, Mascalucia 4-0. Caltagirone, Scordia 0-0. Ad Acicatena, Ellenica batte Aci San Filippo 1-0. Città di Augusta, Real Ragusa 3-0. Enzo Grasso, Sant'Angelo Licata 0-0. A Niscemi, Scicli batte Real Niscemi 4-1. San Pio X, Sporting Battiati 2-0.
Pareggia lo Scordia, ma continua ad essere la squadra in testa in questo girone D del campionato di promozione. Eh sì, Scordia in vetta con 42 punti, segue San Pio X 39, Città di Augusta 37, Enzo Grasso 30, Atletico Catania 29, Scicli 27, Real Ragusa 26, Santa Croce 25, Sant'Angelo Licata 24, Aci San Filippo 23, Ellenica 21, Rarinantes e Sporting Battiati 19, Caltagirone 18, Mascalucia 10 e Real Niscemi 3. Ricordiamo che Rarinantes e Scicli hanno una partita in meno, l'Atletico Catania un punto di penalizzazione. Alessio, il girone D. Sì, allora il Caltagirone ferma sullo 0-0 la capolista Scordia, ma mantiene sempre 3 punti di vantaggio sulla San Pio, vittoriosa contro lo Sporting Battiati sabato per 2-0. Vince anche il Città di Augusta, terza forza del campionato, con un netto 3-0 ai danni del Real Ragusa. Vince anche l'Atletico Catania 3-1 contro la Rarinantes. In coda sconfitta pesante per il Mascalucia, che perde 4-0 contro il Santa Croce e rimane inguaiata nelle zone basse. Parliamo con il capitano dello Sporting Battiati, Vito Giacone. Una sconfitta che ci può anche stare contro la San Pio, però ho parlato con il mister, mi ha detto che forse meritavate qualche cosina in più e che questa San Pio, indubbiamente i 3 punti, sì, insomma se li è portati via, però c'è tanto rimpianto. Sì, c'è rimpianto perché abbiamo preparato la partita in settimana in maniera tale, diciamo, con il loro obiettivo e il nostro che è differente, anche un pareggio a noi stava bene. E purtroppo 2 episodi ci hanno condannato e loro hanno portato questi punti a casa. Tra Scordia e San Pio, voi le avete incontrate entrambe, secondo te questo Scordia ha veramente quella marcia in più per vincere questo girone? Io penso che la San Pio è più attrezzata, però lo Scordia in più ha i risultati continui che fa sia in settimana. Più continua nei risultati, che sì. Quindi poi alla fine, insomma... Ma come organico dico io San Pio. Mentre per quanto riguarda questa zona retrocessione c'è un ingarbugliamento. Indubbiamente il Real Niscemi sembrerebbe un po' spacciato, il Mascalucia insomma sta soffrendo terribilmente, non riesce a venire fuori da questa zona bassa della classifica. Poi il resto siete tutti lì, no? Caltagirone, c'è lo Sporting, c'è il Rarinantes, l'Ellenica e c'è anche la Aci San Filippo, che probabilmente può essere anche risucchiata ancora. Sì, la San Filippo lo affronteremo sabato, vengono a casa nostra. Sì, come dice lei, lì sotto c'è un ingarbugliamento di queste squadre. Con 2 o 3 vittorie di fila uno può risalire e può sperare anche, non dico ai playoff, ma una salvezza tranquilla e non combattere fino all'ultima partita. D'altra parte il mister Di Gregorio l'aveva detto, no? Che noi dobbiamo salvarci, dobbiamo continuare a salvare la categoria, quest'anno va bene così, qualsiasi cosa, basta che salviamo la categoria, con la sofferenza indubbiamente probabilmente sino all'ultima giornata. Noi metteremo i mezzi per arrivare all'ultima giornata già salvi. Però per ora sapete che è dura. È dura e ci ha condannato il periodo prenatalizio della sosta, che abbiamo fatto 5 sconfitte di fila. Quello sì. È stato un po' duro. Poi la prima di ritorno abbiamo riperso e la seconda abbiamo vinto con Niscemi. Però vi siete ricompattati adesso? Sì, ora l'organico è più, diciamo, più completo e cercheremo di migliorarci partita in partita. Perfetto, allora nella speranza di vedere la squadra del Battiati insomma stabilizzarsi in una zona di classifica più vicina a quelle che sono le sue aspettative, noi ti auguriamo il buon lavoro, perché so che insomma Di Gregorio va sotto con gli allenamenti, d'altra parte insomma lui è stato un giocatore importante e sa quanto è importante insomma la continuità sugli allenamenti. In bocca al lupo, così un in bocca al lupo anche ad Angelo, che a questo punto speriamo di rivedere di nuovo, magari con questa classifica sempre più importante. Credo il lupo, è di buon auspicio il fatto che veniamo in una trasmissione ospiti. Fino ad oggi ci ha portato anche fortuna. Ci seguite tantissimo. Sì, sì, infatti porto i saluti dei nostri dirigenti che ringraziano per la cassa di risonanza che fate, perché giustamente è un programma che
segue il dilettantismo. E quindi fa bene, sì. Perfetto. Allora in bocca al lupo al Real Jar e salutiamo anche Alessio con il suo commento riguardante i campionati di promozione. Grazie Alessio. Buonasera, domenica prossima. Sì, e adesso qualche minuto di pubblicità, a fra poco. Questa è la trasmissione Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, l'appuntamento domenicale a partire dalle ore 19 in diretta su Sesta Rete di Catania, canale 215, con i risultati, le classifiche, gli ospiti, i commenti sul calcio dilettantistico. La puntata viene replicata la stessa serata della domenica dopo le 23:30 e domani mattina intorno alle 7:30. Sottolineiamo anche che questa trasmissione viene anche irradiata da tante televisioni siciliane che coprono appunto la nostra bella Sicilia, da Trapani ad Enna, a Caltanissetta, a Messina. Potete guardare la trasmissione Penalty il lunedì pomeriggio. A questo punto salutiamo il nostro uomo della prima categoria, Luca Loisi. Ciao Buonasera Luca. a tutti. Ciao Luca, e salutiamo anche i nostri ospiti che adesso parleranno del campionato di prima categoria. Intanto il mister Vincente del Picanello, del campionato l'anno scorso. Buonasera. Dalla seconda siete passati in prima, quindi bella soddisfazione. Parliamo di Alfio Barbagallo. Ciao Alfio. Buonasera. E salutiamo anche un giocatore che in questo momento è in una posizione importante in classifica, no? Lo Sporting Taormina. Parliamo di Alessio Emanuele. Buonasera. Centrocampista esterno, mi comunicano. Sì. Ecco, mi hanno sottolineato questa parola esterno. Esterno. E a questo punto allora la parola la diamo subito al nostro Luca con i commenti su questi gironi di prima categoria. Sì, cominciamo dal girone A. Il girone A che vede le due battistrada vincere ancora. Il Favignana si è imposto 4-0 a Calatafimi, mentre il Castellammare ha vinto 3-2 a Lampedusa. Perde terreno invece il Città Isola delle Femmine, sconfitto 1-0 a Palermo dalla Stella d'Oriente, ora a -6 dalla Vetta. Pareggia il Borgata Terrenova 0-0 sul campo del Donorione e ora in chiave playoff il Paceco si trova solo a 3 punti grazie alla vittoria per 3-1 sullo Sparta Palermo. Infine in chiave salvezza è importante la vittoria della Iatina per 2-1 sulla Bonaggia Sant'Andrea, che permette alla squadra palermitana di portare a +4 i punti di vantaggio sulla zona play-out. Passando al girone B, ormai ex capolista Ciminna, dopo i 7 gol presi la settimana scorsa a Bolognetta, non va oltre lo 0-0 interno nella sfida contro il Campofelice, diretta concorrente per le posizioni nei quartieri alti della classifica. E così il Ciminna viene scavalcato da ben 3 squadre: l'Acquedolcese, che battendo 2-0 il Castellana conquista la vetta della classifica, e poi il Casteldaccia 1-0 a Termini Imerese e la Castelbonese 7-0 sui Rangers Palermo, che si insediano in seconda posizione. In chiave playoff importante la vittoria della Stefanese 2-1 sul fanalino di coda Atletico Finale che dopo l'importante campagna di rafforzamento di dicembre può sicuramente risalire le posizioni di classifica. Passando al girone C, il girone C vede solo il Sinagre in testa alla classifica grazie alla vittoria per 4-0 sul Città di Oliveri. Ora sono 3 i punti di vantaggio sulla Sant'Angiolese, che però non ha potuto giocare contro l'Orsa Barcellona Pozzo di Cotto a causa dell'impraticabilità del campo di gioco. Sant'Angiolese che così viene agganciato in seconda posizione dalla Futura Brolo, che ha vinto per 3-2 a San Piero Vatti contro l'Iniziativa, scavalcandola in classifica. Vittoria anche per l'Aquila Bafia, 5-1 sulla Sfarandina, e il Bastione del Mela 1-0 sul San Basilio. Nel girone D invece lotta al vertice che continua tra Ghibellina e Sporting Tormina. I primi hanno vinto per 1-0 sul campo del Saponara, mentre lo Sporting Tormina ha vinto contro l'Ostico Santa Teresa di Riva per 3-1. Un duello che quindi continua con le due squadre che staccano le avversarie. Infatti il Furci, terzo in classifica, si trova a -7 e quindi diventa, a questo punto si può ipotizzare che a fine campionato rischiano di non disputarsi i playoff, perché se la seconda in classifica avrà 10 punti di vantaggio sulla terza, andrà direttamente allo spareggio finale contro la vincente dei playoff del girone C. Sporting Taormina che a questo punto viene rappresentato nella puntata odierna di Penalty dal suo Alessio Emanuele. Allora è vero che insomma è quasi un discorso a due, cioè tra voi e il Ghibellina. Sì, stiamo marciando a vele spiegate, sia noi che nel Ghibellina. Diciamo, come ha detto, non mi ricordo il nome. Alessio. Luca. No, Luca.
che c'è la possibilità che non si fanno i playoff, quindi una doppia chance. Certo. Comunque il nostro obiettivo è quello di riuscire a vincere il campionato, anche se il Ghibellina sta andando forte. Sabato scorso abbiamo avuto un piccolo passo falso e loro sono passati in vantaggio, ci hanno scavalcato in classifica e si trovano ora un punto davanti, un punto sopra, e quindi non lo so, ora abbiamo lo scontro diretto, lo giocheremo in casa, però ancora il campionato è lungo e vedremo. Vedremo. Tra l'altro questo connubio con la squadra che milita anche nel campionato di eccellenza vi crea qualche problema, oppure bene o male ognuno fa un proprio percorso anche insomma in vista di campionati importanti? Diciamo noi guardiamo solo nel nostro, diciamo, orto. Nel vostro orto. Lasciamo risposta stare, diplomatica. lasciamo stare il Taormina, pensiamo solo a noi e basta. Però è strano, no, che esista insomma questo binomio un po' non certamente in sintonia, no? Perché comunque sono sempre due realtà di Taormina, che è una piazza importante. Infatti è un peccato, perché Taormina è una bella piazza e si potrebbe creare qualcosa di una sola squadra, un solo importante. presidente, un solo importo, però mi sa che è molto difficile. Sarà molto sì, difficile. Sì, molto difficile. No, perché Alfio ride, sorride, perché giustamente guarda in prospettiva, più squadre ci sono in un paesino e più la torta di contributi, di campo, di giocatori viene divisa, e quindi la qualità probabilmente un po' ne soffre, no? Probabilmente. La cerchia è sempre più stretta. Certo. Proseguiamo, Luca. Sì, il girone E che vede la capolista Realaci venire bloccata per 1-1 in casa dalla DAC 2000. Un passo falso di cui non approfitta l'Atletico Pedara, che viene bloccata anch'esso in casa 0-0 dal Trecastagni, e quindi rimangono 8 i punti di distacco tra le due squadre. In terza posizione troviamo ben tre squadre. I Neri Mister Bianco, che in questa giornata ha osservato il turno di riposo, il Gravina sconfitto 2-1 a Maniace e il Real Paternò che ha battuto 3-1 il Bronte. Per la lotta playoff ci sono anche da considerare il Valverde, vittoria 2-1 sul Maletto, e la Cometa Biancavilla, vittoria 3-2 sul San Giovanni La Punta. Nel girone F adesso possono anche già partire le immagini di Sporting Barriera, Sporting Militello, vinto dalla squadra catanese per 2-1. Abbiamo anche tra l'altro qui mister Barbagallo. Il tuo commento? Sì, il commento parte con una sorpresa. La sorpresa arriva da San Michele di Ganzaria, dove la capolista Aquila San Michelese, dopo tante vittorie, è stata bloccata per 1-1 dal Castel di Iudica. Un pareggio a sorpresa che ha permesso così allo Sporting Barriera di accorciare la distanza della vetta a 3 punti. Sporting Barriera che nell'anticipo del sabato ha battuto 2-1 l'Atletico Militello, nonostante abbia giocato fin dal 10° minuto del primo tempo in inferiorità numerica per l'espulsione di Spartano. Una vittoria importante che così permette alla squadra catanese di riaprire i giochi per la lotta al primo posto. In terza posizione sale la Massimiliana, che ha vinto per 1-0 sul campo del Carlentini, e scavalca così la Barrese, che è stata bloccata per 3-3 nel campo dello Sporting Catenanuova nel derby ennese. In chiave salvezza, pareggi negli scontri diretti tra Ramacca e Megaragusta 2-2 e tra Mirabella e Sanconitana 0-0, mentre esce dalla zona play-out il Picanello, che ottiene 3 punti a tavolino a causa della rinuncia della Valguarnese a venire a giocare la partita a Catania. Allora, avete vinto a tavolino, insomma 3 punti che in questo caso insomma servono però. Tanto per caricare l'ambiente e vivere questa seconda parte del campionato con molta attenzione, no? Perché ci sono stati momenti un po' particolari, credo, no? Sì, qualche espulsione di troppo, qualche polemica di troppo. Sì. Che è successo, Alfio? Ma in pratica la verità è stata che avevamo fatto una scelta iniziale con delle persone che per varie vicissitudini, non solo le nostre, ma per varie vicissitudini si sono creati delle problematiche assai importanti che ci hanno condizionato l'andamento del campionato. Il programma era quello di fare un campionato sereno di assestamento, noi eravamo neopromossi e quindi dall'intelaiatura che era scaturita in estate si pensava di fare un campionato sereno. Purtroppo a Valguarnera è successo un caso un po' particolare che ha un po' condizionato totalmente stravolto quelli dei nostri piani e ci siamo ritrovati in una condizione particolare. Però adesso vi siete ricompattati. No, io voglio dire solo che probabilmente dopo le varie cose che si sono dette della Picanello, che qualcuna vera, qualcuna forse un po' esagerata,
A dicembre abbiamo avuto la fortuna che la società si è impegnata per salvare la categoria che secondo noi meritiamo e ci spetta. Ci siamo rinforzati facendo più di 7 acquisti e ripulendoci un attimino per fare un campionato che ci permetta di salvarci e mantenere la categoria, perché suppongo che sia quello che ci meritiamo. Per adesso stiamo lì, soffriamo, adesso siamo usciti grazie a questa vittoria a tavolino col Valguarnera. Ma la strada ancora è in salita. Sicuramente in salita, ma molto fiduciosi per poter... Ma tu sei un tipo battagliero, ti conosco da troppo tempo per non pensarlo. Quindi... Ma sicuramente, non molliamo. Anche se però è un girone un po' ingarbugliato, È un girone perché fatto... ci sono squadre che una domenica vincono, la settimana dopo perdono, cioè, insomma c'è molto equilibrio. Sono 2 fette di campionato, perché c'è un blocco che farà il campionato per andare a fare prima classifica e playoff e un altro che si lotterà per salvarsi eliminando il Valguarnera che, caso strano, oggi ha preferito non venire. Lascio il tu, stiamo zitti. Vabbè, intanto vi siete presi questi 3 punti. No, per carità, hanno fatto scelte loro, ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Non abbiamo sudato, ci siamo portati 3 punti. È vero. Chiudiamo allora, Luca. Sì, il girone G vedeva lo scontro al vertice tra lo Sporting Priolo e il Città di Canicattini. La partita è terminata 1-1 con i padroni di casa che hanno mantenuto un punto di vantaggio in classifica. Le due squadre tra l'altro hanno allungato sulle avversarie dirette perché il Marina di Ragusa è stato sconfitto 3-0 sul campo dello Sporting Eubea, mentre la gara tra Pachino e Nuova Camarinense è stata sospesa. Sale in zona playoff la rinascita melillese che vince 1-0 a Belvedere e supera in classifica la New Team Ragusa bloccata sul 3-3 dalla Cate. Infine nel girone H lo Sporting Racalmuto con la vittoria 3-1 sul Rocco Palumbo rimane solo in vetta, staccando di 2 punti i cugini della Libertas bloccati sul 2-2 nell'anticipo a Casteltermini. In terza posizione l'Accademia Empedoclina che si impone per 4-2 sul Prizzi, mentre il Milena con la vittoria 1-0 sul Cattolica Eraclea aggancia il Casteltermine al 4º posto. Importanti vittorie per quanto riguarda la bassa classifica del Città di Canicattini, 4-1 sul Real Unione e dell'Albatros Lercara, 2-1 sul Real Suttano. Bene, a questo punto abbiamo anche chiuso quindi con il tabellino del campionato di prima categoria, no? Sì. Se non sbaglio su tutti i gironi. Una domanda però ti volevo fare riguardo al girone D, dove appunto abbiamo il Ghibellina e lo Sporting Taormina. Tu come vedi c'è questa lotta? Secondo te chi potrebbe spuntarla? Io non ti chiedo mai un pronostico, però questa volta, siccome effettivamente è un duello che insomma dall'inizio del campionato sta appassionando soprattutto il girone D. Io fin dalle prime puntate ho sempre puntato sullo Sporting Taormina, dicendo che secondo me per la qualità dell'organico è una addirittura delle squadre più forti tra tutti gli 8 gironi. Addirittura. Potrebbe, secondo me, seguendo io molto il campionato di promozione, penso che lo Sporting Taormina di quest'anno in promozione ci starebbe benissimo e starebbe nelle posizioni di zona playoff. Questo campionato penso... un tesserato vostro? No, una scena probabilmente. Non so. Come minimo. Questo, però il Ghibellina non molla, il Ghibellina è lì, a parte 2 o 3 squadre non sono molte le avversarie che possono togliere punti, quindi sarà una lotta fino alla fine, potrebbe risultare decisivo anche lo scontro diretto. Certo, ti ringrazio Luca Loisi con il suo commento della prima categoria, ci dobbiamo fermare, no? Sì, adesso dobbiamo andare in pubblicità, ma non cambiate canale, rimanete con noi. In postazione adesso ci ha raggiunto Dario Giuffrida, con lui parleremo del campionato di seconda categoria. Ciao Dario. Ettore, ciao a tutti. Ben ritrovato e poi come al solito in chiusura la finestra sul calcio che conta, quello di Serie A, con il Catania che vince in casa contro la Roma e contro insomma tutte tutta la mala sorte che in molti ci auguravano, soprattutto da Roma, e il Palermo invece che purtroppo insomma, ha perso una partita a Napoli in maniera insomma abbastanza netta la sconfitta. Troppo ampia. Certo che parlare del calcio importante con voi che fate la prima categoria, voglio dire, è sempre un grande problema per voi, perché indubbiamente insomma, sappiamo le grosse difficoltà che vive un campionato di prima categoria, no? Poc'anzi parlavamo con Pagana che vive invece il campionato di promozione, ma lo vive anche lui con grandi difficoltà. Ed è in un paese. Mentre invece nel caso di Picanello è un quartiere, a Catania, però con problemi, per esempio il campo. Dove vi allenate, Alfio? Noi ci alleniamo 2 volte alla settimana al Velletri. Sì. Quest'anno al Velletri perché la struttura ci hanno cambiato, l'anno scorso eravamo al Paratore.
stanno al Velletri. La cosa un po' grave è il fatto che dalla partita della domenica o del sabato il primo allenamento lo abbiamo il mercoledì. E quindi giustamente difficoltà non di poco conto. E poi ci cerchiamo il terzo allenamento, non nascondiamo che le ultime volte ci siamo allenati in piazza. E questo qui purtroppo succede spesso nelle categorie inferiori proprio dei dilettanti, prima e seconda categoria e terza categoria vivono questo dramma. Strutture non ce ne sono. Non ce ne sono. Mentre invece lo Sporting Taormina, a parte al Campobello. Problemi di campo Taormina. no, solo qualche orario che Sì. magari varia, però per quanto riguarda il campo ce l'abbiamo quasi sempre a disposizione. Che bello sentire una cosa di questa, Alfio, no? Da- Cioè, fa piacere. E nel Da frattempo- allenatore li invidio, perché certo. programmarsi una settimana con la sanità che c'hai, gli orari, i Certo, giorni a è disposizione fantastico, è Noi fantastico. purtroppo Puoi costruire soprattutto, cioè puoi costruire, puoi lavorare in una per determinata carità, maniera. Taormina per la piazza che ha è giusto che sia così. Beh, questo sì. Noi siamo Picanello, quartiere di Catania, viviamo in un contesto un po' diverso, però anche noi facciamo gli stessi sacrifici dello sport di Certo, Taormina. e anche guarda. voi prendete le vostre belle soddisfazioni, Pertanto se potessimo allenarci in qualche... Sarebbe molto più bello. Allora Dario, il quadro sulla seconda categoria con i gironi e poi come al solito la piccola finestra anche sul Siracusa Calcio che invece gioca insomma un drammatico una drammatica terza categoria. Esatto, allora come al solito partiamo da lontano, geograficamente parlando, dal girone del Trapanese e del Palermitano, dove Lazio Roma ormai non fa più notizia perché vince ancora e resta imbattuta in vetta a 38 punti. Onore anche all'Atletico Trinacria che resta in scia a -4, non si sa mai ovviamente con lo scontro diretto. Forse solo con lo scontro diretto potrebbe accorciare le distanze in classifica e sperare magari in qualche altro stop. Tra l'altro la vittoria dell'Atletico Trinacria è arrivata in casa dell'ultima, del Pro Mazzara. Dietro c'è una lotta tra gli inseguitori abbastanza complicata perché ci sono diverse squadre, ci sono 6 squadre in 6 punti, dalla Pallavicino che è terza fino alla città di Petrosino appunto sesta, quindi una classifica che vede Lazio Roma a 38, l'Atletico Trinacria a 34, poi Pallavicino 22 e tutto il resto della classifica. Nel girone F, che è un po' vicino quasi a Taormina, abbiamo invece il Calatabbiano che in vetta ha battuto il Sant'Alessio, se non sbaglio, no? Esatto, direi che il girone F è anche a Taormina con l'Atletico, la terza squadra della città, però è stato una domenica di big match perché ci sono stati diversi scontri importanti. Uno di quelli più importanti è stato quello che ha visto l'Usclo Pace ultima, distaccatissima in classifica, andare a vincere in casa lo Sporting Club Giardini e rallentarne la corsa. È la seconda in classifica. La seconda in classifica, tra l'altro ora la situazione dello Sporting si complica ulteriormente perché c'è l'Etoianni ma anche il Sant'Alessio che stanno sopraggiungendo. Situazione invece strana in casa Calatabbiano che ha vinto, che però ha dovuto fare i conti con una settimana un po' particolare. Qualche settimana fa avevamo raccontato l'avvicendamento tra il tecnico Donzuso e Scrivano che era succeduto appunto al primo. Però Scrivano si è dimesso all'inizio di questa settimana perché ha denunciato delle pressioni da parte della società sulla composizione dei giocatori da mandare in campo. La società si è difesa dicendo che veniva incontro a delle richieste dei giocatori. Chiameremo Massimo Scrivano, che conosco personalmente, e mi farò spiegare bene che cosa è successo, perché sarebbe veramente incredibile. Nonostante ciò il Calatabbiano è riuscito a vincere. Mister Alfio sorride, però posso immaginare. L'allenatore del pallone più che altro. Nonostante ciò il Calatabbiano, dicevo, è riuscito a vincere e a incrementare il vantaggio grazie allo stop dello Sporting Club, però non sappiamo poi se alla lunga questa decisione verrà scontata in qualche maniera. Va bene, girone G adesso. Esatto, entriamo nel Catanese dove vincono tutte e tre le prime della classe. Andiamo a vedere un attimo appunto la classifica con la Cibonaccorsi a 35, il Tre Mestieri a 33 e il Russo Sebastiano di Riposto a 30. Nota di merito anche per la Ciplatani che ha inscenato un vero e proprio set di tennis in casa del Santa Domenica di Vittoria, 6-3 il risultato finale. Tra l'altro le prime 2 reti sono arrivate nei primi 10 minuti, quindi una gara molto a senso unico. Nota a margine per la lotta salvezza che ormai
è ristretta al Canalicchio, a Real Adrano e allo Zafferana, che invece è stato stoppato dalla nebbia in quel di Cesarò. Nel girone H invece abbiamo il mister Bianco che continua ad essere leader del suo girone. È un girone molto divertente e molto combattuto quello del siracusano, dove il Floridia ha potuto gioire appieno di questa giornata, intanto perché ha battuto lo Sporting San Paolo e quindi una diretta concorrente, ma soprattutto perché Atletico Librino e NB mister Bianco non si sono fatte del male nello scontro diretto, 0-0 all'andata, 0-0 al ritorno, ma è un risultato che rischia di penalizzarle entrambe. Il mister Bianco in testa a 31 punti, Floridia ora a 29 con Atletico Librino 26 e poi Sporting San Paolo 25. Peccato per il D'Agata che invece non è riuscito a dare la zampata in questa giornata, l'avrebbe portato al terzo posto. E chiudiamo adesso con la nota sul Siracusa Calcio, terza categoria, dacci il risultato perché ogni domenica lo aspettiamo con ansia. Risultato importante per il Siracusa, 4-0 contro il Real Belvedere, ex seconda del girone, adesso è il Siracusa secondo nel girone di terza categoria. Tra l'altro primo gol di Gaetano Favara, presidente e quasi padre, quindi io voglio fargli anche gli auguri, davanti a 500 spettatori, una vittoria estremamente è Siracusa, importante. non poteva essere altrimenti. Benissimo, allora abbiamo anche dato questa importante notizia. Io colgo l'occasione per ringraziare e salutare mister Alfio Barbagallo, che spera veramente di avere un'ulteriore giornata in più per allenarsi. A questo punto, ma ci siamo attrezzati, in un modo o nell'altro la facciamo. Perché è importante, Alfio, anche perché, come hai detto bene tu, la prima categoria va salvaguardata per un portiere come Picanelli. Va salvata e la salviamo. E questo è importante, con la testa sulle spalle, senza creare polemiche, per carità, perché noi durante il corso delle scorse settimane ci arrivavano notizie. Sono d'accordo, guarda, mi preme a questo punto. Ecco, io per questo ti ho voluto invitare, perché così smentiamo questa immagine che il Picanello involontariamente si è creata. Ecco, così leviamo un attimino il Perfetto, fatto vai. che il Picanello, quartiere particolare di Catania, ha avuto, e quindi non ci nascondiamo dietro un dito, delle situazioni particolari che ha pagato, addirittura oltremodo in alcuni contesti. Però un esempio lo faccio per far capire tutto. Sì. A Val Guarnera, quando è successo quello che è successo all'andata, a me sembra che le porte dei cancelli degli stadi dovrebbero essere chiuse. Se vengono aperte, non dipende da voi. Benissimo. Basta. Ok. Sentiremo se vorranno eventualmente dire la loro anche quelli mi fermo qui perché non c'è nessun tipo di problema. Era un'occasione per cercare di capire bene, ma ci vogliamo assolutamente fermare qui senza nessuna vera polemica. Tu mi conosci, infatti. Il Picanello è fatto di gente che vuole fare calcio. Benissimo, e noi siamo dell'idea che dobbiamo dare la voce a chi vuole fare il calcio. Un in bocca al lupo quindi ad Alfio Barbagallo e un in bocca al lupo anche al centrocampista laterale Alessio Emanuele dello Sporting Taormina, attualmente secondo in classifica. Qualche settimana fa eravate primi, però con la possibilità di aspettare al varco pronti. Ho detto questo prima, il campionato è lungo. E quindi siete là. Un in bocca al lupo e un buon lavoro anche per voi. Voi non avete problemi di campo, quindi questa per me è sicuramente una bella cosa. Salutiamo anche la nostra Giada. Un saluto a te, Ettore, un bacione a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di serata. E a questo punto noi possiamo benissimo dare lo spazio al calcio di Serie A, ovvero con il Catania e con il Palermo, e lo facciamo naturalmente insieme a Dario Giuffrida. Il calcio di Serie A con il Catania ed il Palermo. Iniziamo con il Palermo, è andata male, ma un po' tutti se l'aspettavano. A Napoli un 3-0, anche se però il Palermo, insomma, qualche occasione importante l'ha avuta, è stata anche sfortunata. Sì, una squadra sfortunata che nei primi 30 minuti aveva tenuto botta davanti al Napoli dei vari Hamsik, Insigne, Cavani, eccetera. Poi il Palermo si è disunito con il primo gol praticamente. È una squadra che, oltre la cronaca, non è una cattiva squadra, non è una squadra completamente perduta, ma è chiaro che ha bisogno di innesti importanti durante il mercato. Ma mi auguro che arrivino presto. Sono arrivati già i primi. Insomma, ho l'impressione che poi dopo, se passano le settimane, i punti di distacco dalla zona salvezza diventano tanti. Sono arrivati già i primi, abbiamo visto inquadrato Dossena che arriva proprio dal Napoli, prima ancora Aronica e Anselmo, però è chiaro che ci vuole anche un po' di tempo per farli amalgamare. I dati però sono sconfortanti perché 11ª sconfitta in questo campionato, la quinta nelle ultime 6 gare, con il Palermo adesso penultimo, a +4 dal Siena ultimo e a -2 dal Genoa
che ne ha 17, quindi una situazione assolutamente drammatica per la squadra di Gasperini e Lo È vero, Monaco. qua abbiamo visto il primo gol di Maggio, lasciato assolutamente libero di saltare, Sì. Spiegatemelo questa cosa perché non... E purtroppo stiamo per vedere anche il secondo gol. Questo è un gran se non gol di erro. Hiller. Questo è un missile terra-aria che Hiller ha voluto Sì. inviare fino a Palermo praticamente. Nessuna speranza per il portiere palermitano. È anche vero che un numero di questi è difficilmente come dire, parabile dal portiere. Uicani non dà delle estreme garanzie, forse anche lì il Palermo dovrebbe intervenire sul mercato. Si sta sondando, come sappiamo tutti, la pista Sorrentino. È vero, è vero. E tra l'altro questa è la partita dove nel Napoli ha esordito anche il fratello di Lorenzo Insigne, che oggi ha visto appunto realizzare questo piccolo sogno di giocare insieme al fratello e alla squadra della sua città. In Serie A. Tra l'altro in una partita che l'ho visto marcatore come terzo e ultimo appunto marcatore dell'incontro, un ottimo Hamsik che è cresciuto con il passare dei minuti. Questo è il gol di Insigne. Questo è il gol di Insigne. Che ha chiuso definitivamente l'incontro, anche se già sul 2-0 probabilmente i giochi erano fatti. Sul 2-0, ma direi ancora prima, sul1-0 il Palermo mentalmente ha mollato la presa sulla gara e il secondo tempo non è stato praticamente disputato. E sul finire abbiamo visto anche il gol sciupato da Cavani, sarebbe stato l'ennesimo gol dell'ex nei confronti della squadra palermitana. Tra l'altro il calendario non sorride al Palermo perché domenica prossima va a affrontare la Lazio, che è la squadra più in forma del campionato in questo momento. E passiamo adesso alla Catania, che invece ha giocato una partita dal doppio volto, un primo tempo dove ha subito la Roma e un secondo invece dove è diventata un po' più forte anche mentalmente, è riuscita a far sua la partita con il solito gol di Gomez. È stata una partita giustamente dal doppio volto. Questo primo tempo ha lasciato a desiderare tantissimo, abbiamo rischiato tantissimo, il Catania ha rischiato tantissimo, però poi alla fine Siamo emersi perché il Catania è una squadra che riesce a soffrire, non il miglior Catania, credo forse la migliore squadra giunta al Massimino, invece la Roma, che nel primo tempo ha sfiorato il vantaggio almeno 3 volte con destro, che è in una piena fase di involuzione. Zeman avrà da lavorare. C'erano tanti assenti, c'era Osvaldo assente per infortunio, c'era Totti all'ultimo Pjanic istante ha dato forfait, squalificato, e Totti appunto che si è ritirato negli istanti prima della partita. E De Rossi in panchina. De Rossi in panchina, questa è un'altra bega che come dire, è questione di Zeman. Non ci riguardano. Non ci riguarda. Per quanto riguarda invece la squadra rossazzurra, complimenti a Maran che con molta umiltà sta portando avanti il suo lavoro, è riuscito nel secondo tempo a svegliare la squadra e a insabbiare la tattica di Zeman. Tra l'altro nel primo tempo ha dovuto fare anche un cambio importante perché è uscito Almiron e ha dovuto mettere Castro, quindi anche lì la partita è un attimo cambiata. Abbiamo una mancanza secondo me nei ricambi a centrocampo, Questo perché Silifu oggi non è stato è uno di quelli che ancora deve ambientarsi. Salifu tra l'altro è un giocatore in comproprietà con la Fiorentina, c'ha una vicenda contrattuale abbastanza complicata. Questo è stato il gol di Gomez, lo abbiamo visto, e delizioso. poi dopo delizioso, e poi sul finire la Roma rischiava di pareggiare con questa situazione di Dodò. Con questa girata di Dodò, che non è il personaggio dell'Albero Azzurro che ricordiamo tutti, è un difensore reduce da un infortunio abbastanza lungo, ha reclamato anche un rigore. Situazione ancora da chiarire, diciamo, però un ottimo viatico per questo 2013 per il Catania. Prossima partita a Genova. Prossima partita a Genova che ha perso oggi contro il Cagliari, ovviamente Genova che cerca i punti necessari alla salvezza. Insomma, sarà una brutta partita da prendere con le pinze, una partita intensa che si dovrà vivere con molta attenzione. Tra l'altro una partita che ci vedrà senza Lodi e Le Grottaglie e con Almiron in dubbio. Perfetto, allora abbiamo chiuso anche questa parentesi dedicata al calcio vero, quello del Catania e quello del Palermo. Penalty, che invece di calcio vero parla in una maniera totalmente diversa perché parla solo del calcio dilettantistico, ritorna la prossima settimana come al solito in diretta su Sesta Rete la domenica alle 19. Arrivederci a tutti.